giunto ad Acri dalla Terra Santa nei primi mesi del 1220, seduto a mensa con Pietro Cattani, secondo la cronaca di Giordano da Giano, lette le direttive emanate in sua assenza da autorevoli vicari che con superbia ascetica disponevano l'astinenza dal mangiar carne, avendo quale pietanza giusto appunto questa vivanda, Francesco chiese: «Che cosa facciamo, signor Pietro?» «Ah, signor Francesco, quel che a voi piace, poiché vostra è l'autorità». «Allora mangiamo quel che ci è stato posto dinanzi, come insegna il Vangelo». Grande lezione di umanità, accettare ciò che il Signore dona, per quanto Francesco amasse gli animali ed avesse con essi un rapporto confidenziale. Francesco amava la natura. Laudato sii, mi Signore, cum tutte le tue creature. Giotto nacque attorno al 1266 a Vespignano del Mugello, 40 anni dopo il transito di Francesco, e per l'aderenza al reale, praticando, migrando, viaggiando, doveva essere l'esecutore del testamento visivo del santo, che imparò vivendo con letizia d'animo la sofferenza di Cristo. Il ciclo d'affreschi della Basilica Superiore di Assisi, articolata entro un finto loggiato sostenuto da colonne tortili, di cui diremo, in 28 riquadri, racconta la storia di Francesco secondo la leggenda Maio di San Bonaventura. Il ciclo ha inizio sulla parete destra della navata. Quel che stupisce è che, procedendo nella sua opera, Giotto matura nel disegno, nella resa dei corpi, nel definire uno spazio tridimensionale abitabile, via via sempre più complesso. Iniziamo ad osservare. L'omaggio d'un uomo semplice. Francesco nacque tra il 1181 e il 1182 da Pietro Bernardone, un mercante e banchiere spesso in viaggio per acquistare i celebri panni francesi, e da Pica, francese e di sangue nobile, che chiamò il bimbo Giovanni, in attesa che il marito tornasse dalla Francia e che subito lo cambiò in Francesco. Com'era Assisi in quel tempo? Edifici ricchi, con case a torre in pietra intonacata e altane in legno. La strada in terra battuta lascia supporre un buon traffico e Francesco e gli altri indossano abiti eleganti. Persino il folle, che per rispetto o per ottenere elemosina, vogliamo escludere il dileggio, è vestito elegantemente e il suo mantello ha la leggerezza del lino. Assisi non è Firenze né Parigi, tuttavia pur all'interno del Ducato di Spoleto occupa una posizione dominante sulla via Francigena, frequentata da mercanti e pellegrini. L'attività principale era l'agricoltura, esercitata in mezzadria. È documentata la coltura di cereali, vigne ed olivi, e tra la frutta noci e fichi. Nei pascoli s'allevava il bestiame ed iniziava la lavorazione di canapa e lino. La lana richiedeva troppa acqua. Circolavano denari e l'usura, il lucro dei banchieri, per quanto condannata, era praticata dal ceto emergente. La moneta più corrente in Umbria era l'argento coniato a Lucca, meno pesante di quello pavese, ma si sa che da sempre la moneta cattiva caccia la buona. Di fame non si moriva, tuttavia vecchi, soldati mutilati e lebbrosi
erano costretti a mendicare. Tra il 1198 e il 1203 gli Assissiani si liberarono dal giogo di Spoleto. Assisi divenne, come altre città, gestita da boni homines, tra i quali Pietro Bernardone ambiva entrare. Francesco, giovanissimo, assisté alla crescita economica del bel mondo, ansioso di mostrare il suo valore in battaglia, emulo degli eroi della chanson de geste che forse sua madre raccontava a sera. Nel 1202 partecipò alla guerra contro Perugia, fu catturato e liberato contro compenso. Se ne ammalò. Fino a 20 anni visse sognando azioni cavalleresche, partecipava quale rex juvenium a feste e bagordi, offrendo cene alla soglia della prodigalità. Pietro, il padre, pagava volentieri il prezzo per salire nella scala sociale. Torniamo agli edifici dai bei colori sfumati, le prospettive ineccepibili, assemblati senza soluzione di continuità. L'omaggio avvenne in Piazza Maggiore di Assisi, ove s'eleva l'aula della chiesa ricavata dal Tempio di Minerva. Colonne corinzie, timpano con rosone, figure alate, un delizioso mosaico in trabeazione. Sulla sinistra, guardando, troneggia il Palazzo del Popolo, da cui penzola un drappo ad asciugare. Nella torre si intravede una campana sorretta da travi in legno. L'arancio e rosso degli stemmi sono tuttora colori araldici di Assisi, leone arancio su scudo rosso. L'edificio a destra, a cubi aggettanti, è probabilmente una esercitazione architettonica di Giotto. I personaggi in scena, nei costumi dell'epoca, con panneggi a pieghe profonde, sembrano scolpiti, tanto è la loro plasticità. Commentano la scena con gesti misurati, senza sorprendersi. Non è la prima volta che accade. Il dono del mantello si svolge in un luogo isolato. Francesco era a cavallo e ad un tratto si ferma, scende. Perché? Dove? Presso Assisi, nella chiesa di San Lazzaro in Arce, vi era un lebbrosario. Il Concilio Lateranense III aveva stabilito che ai malati fossero assegnati chiese e cimiteri propri. Attorno alla metà del 1205 Francesco ottenne dal padre il permesso per un pellegrinaggio a Roma, ove diede prova di generosità. Indignato dalla tirchiaggine dei pellegrini in San Pietro, gettò tutto il suo denaro attraverso la griglia della Confessio sulla tomba di San Pietro e, uscendo dalla basilica, scambiò i suoi abiti con quelli di un mendicante. Nell'andare a Roma, attraversando la pianura di Assisi, un lebbroso interruppe la cavalcata. Possiamo immaginare lo sconcerto. Erano obbligati ad indossare stoffe grossolane contrassegnate da distintivi gialli o rossi e dovevano suonare una campanella o agitare una raganella di legno per segnalare il loro avvicinarsi e mai comunque ai pozzi, temendo che li potessero avvelenare. Francesco vinse la paura, s'arrestò, scese, abbracciò il lebbroso e gli donò il suo mantello. In punto di morte il santo fece registrare: quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. Stetti un poco ed uscii dal mondo. Inizierà ad abbandonare le cose
a viaggiare senza fissa dimora, a mendicare. Forse incontrerò un cavaliere nobile, ma povero, racconta la leggenda. Tuttavia, guardando il volto livido, scuro, dai contorni consunti, il panno grossolano, ci piace la prima ipotesi, quella dell'incontro con un lebbroso anziché con un cavaliere. L'ambientazione è perfetta, un tratto pianeggiante tra declivi rocciosi su cui s'arroccano due cittadine. L'elemento naturale, piante dal fogliame variopinto, una in fiore, accentuano il realismo dell'episodio. Francesco è impegnato nel vagabondare a mezza costa del Monte Subasio. Francesco si fermò nella chiesetta diroccata di San Damiano, ove officiava un vecchio e povero prete. Giotto la descrive quale fosse una basilichetta con presbiterio, altare ed abside, e tradizione vuole che il crocefisso fosse il medesimo, oggi conservato in Santa Chiara. Francesco entrò, si inginocchiò e iniziò a pregare. Francesco, va, ripara la mia casa, come vedi, è tutta in rovina. Forse Francesco si avvicinò all'eremitaggio progressivamente, superando le giustificate preoccupazioni del povero prete che, dal poco che sapeva del giovinetto, temeva qualche burla, così come racconta Tommaseo da Celano. Gettargli dal vano di una finestra un sacchetto di monete per aiutarlo a riparare il tetto avrà suscitato la preoccupazione del povero prete e le ire di Pietro. Quel che resta è l'insistente, ostinata volontà di Francesco, che da aspirante cavaliere si trasformò in muratore, rispondendo alla chiamata del Signore. Agire, fare, un'intuizione che accompagnerà Francesco. Il padre lo farà incatenare, ma la madre gli consentirà di fuggire, tornando alla vita eremitica, lontano dai compagni che lo deridevano, dandogli del matto. Torniamo al quadro. La chiesa a tre navate è in evidente rovina. Giotto la dipinge di scorcio, quasi fosse inserita in una scatola sospesa dalla terra. Francesco è assorto in preghiere, gli occhi fissi su quelli di Cristo. Il crocefisso domina l'abside con una iconografia classica medievale. Gesù è affiancato da due figure dolenti, presumibilmente Maria e Maddalena. Francesco restituì al padre ogni cosa, depose le vesti, rinunciò ai beni paterni e temporali. Episodio centrale nella vita del santo. Ambientato tra due architetture complesse, molto articolate dai colori chiari, caldi, rasserenanti. Il dramma si legge sul volto di Pietro Bernardone. Ha raccolto i panni con sofferenza, d'altronde mettiamoci nei suoi. Non è scandalizzato dalla nudità, nel Medioevo era frequente, non dava spettacolo. Nessuno degli astanti si meraviglia, neppure il vescovo Guido, che l'avvolge con il manto, accogliendolo più che coprendolo. Guido guarda lontano, forse pensa a Roma, a come potrà reagire Innocenzo III, a quel gesto di ripudio di ogni bene terreno che in Lombardia, Provenza e ai piedi dei Pirenei aveva ispirato eresie dei Catari, dei Valdesi. Osservate il giovane che trattiene il braccio di Pietro, forse è Angelo, il fratello minore di Pietro. Questi è furente, ha investito tempo e denaro per questo figlio che, per quanto imprevedibile e bizzarro, mai avrebbe pensato che un giorno avrebbe rinunziato a ciò che lui aveva costruito con tanta fatica ed abilità giorno dopo giorno.
Il figlio ripudia ciò che Pietro rappresenta, ciò che Pietro venera, il vitello d'oro, per diventare un matto, lacero, sporco, affamato, deriso persino dal fratello che un dì d'inverno, scorgendolo a mendicare infreddolito, gli chiese di vendergli una libra di sudore, misera provocazione, cui Francesco replicò che altri l'avrebbero pagata molto di più di quanto Angelo potesse. Innocenzo III sogna un fraticello che regge una chiesa traballante. Osserviamo Francesco. Per la prima volta lo vediamo nella sua veste. È un saio a forma di croce, con maniche larghe, rettangolari, di panno di lana meno pregiata, detto berrettino, non pettinata né tinta, stretto alla vita da un capestro con 3 nodi, i simboli dei voti di castità, lavoro, povertà. Sembra un Tao, anzi, la croce di San Damiano. La nudità dei piedi è segno di assoluta povertà. Il sonno del Papa è vegliato da 2 figure accovacciate in fissità granitiche. L'uno è di profilo, l'altro leggermente di sbieco. Solida e ricca è la stanza, dal tetto ondulato, protetto nelle cuspidi da figure angelicate. La basilica inclinata che Francesco regge ha perso parte dell'intonaco e del mosaico. La porta è spalancata e dentro non vi è candela né lampada ad olio accesa, è vuota. Bella la posizione ed il volto del santo. Con il palmo destro sostiene la trabeazione ed essendo lo sforzo maggiore sulla corrispondente gamba, spinge la sinistra in contrappeso. Il volto esprime decisione, volontà. Non vi è segno di sforzo. Nessuno mi diceva cosa fare, confermerà. Nell'alto dei cieli trovava le risposte. A Roma, per la conferma della regola, partendo dalla chiesetta della Porziuncola, si mossero i 12 fratelli tra il 1209 e il 1210, dopo aver concordato con il vescovo Guido cosa e come chiedere. Questi era amico del cardinale Giovanni Colonne, che favorì l'incontro. La dimora romana era nell'ospizio di Sant'Antonio Abate. Innocenzo III era continuamente infastidito da poverelli che chiedevano di veder riconosciuta la loro regola, ma altri erano i cruci del Papa. In Terra Santa, Gerusalemme era caduta nelle mani del Saladino e Costantinopoli, depredata dai veneziani, era governata da un imperatore incapace. Nella contea di Tolosa, i Puri, ossia i Catari, nel gennaio 1208 uccisero il legato pontificio di Castelnau e la crociata contro gli eretici, guidata da Raimondo Ruggero Trencavel, fu feroce. Nel 1209 a Béziers migliaia di sventurati furono massacrati indiscriminatamente. A Lione, Pietro Valdo nel 1175 aveva fondato la comunità dei poveri di Lione. Nel Sinodo di Verona del 1185 vennero scomunicati. È presumibile che l'incontro con Francesco sia avvenuto in un clima di fredda diffidenza. Tuttavia nel gruppo c'era Pietro Cattani, un giurista che seppe proporre quel poco che il pontefice accettò, sia pure nel modo meno impegnativo. Nel testamento Francesco annota: lo stesso Altissimo rivelò che si doveva vivere secondo la forma del Vangelo ed io la feci scrivere con poche parole e con semplicità e il signor Papa me la confermò. Certo, qualcosa di diverso rispetto alla regola che ottenne nel 1221. Osserviamo l'affresco.
In una sala, con il tetto poggiante su arcate sostenute da mensole in perfetta posizione prospettica, la luce colpisce la prima mensola, poi scende ad illuminare triangolarmente Francesco e la veste dei fratelli. Il Papa e i cardinali hanno volti bronzi con lineamenti scolpiti. Centrale è la figura di Innocenzo, che benedice ed accoglie la regola. Due blocchi di colore si contrappongono, rosso a destra, bruno a sinistra. Mirabile il tendaggio che par gonfiarsi tra Francesco ed Innocenzo. Pregando il beato Francesco in un tugurio ed essendo i suoi frati in un altro tugurio, ecco che costoro videro il beato Francesco sopra un carro infuocato e splendente. L'edificio a sinistra ricorda una chiesa a tre navate, senza facciata, entro cui alcuni riposano. Uno già in piedi li desta. La meraviglia illumina il volto del frate risvegliato, eppure è in sogno che lo vedono e chi dorme non si sorprende. Il carro è oligneo, ha intarsi i romani, la ruota di sinistra è già sollevata ed i cavalli sembrano balzare su gradini azzurri. Quello di sinistra è in ombra, quindi il sole è fuori dall'affresco, proviene dalla chiesa. E la raggiera che avvolge il santo è una più ampia aureola rossa, come i serafini, che presto vedremo. Lo scomparto successivo propone la visione dei troni avuta da Francesco. In cielo molti seggi e uno più bello degli altri degno, e una voce che diceva: questo seggio è riservato all'umile Francesco. E gli altri? Sembra chiedere un fratello. L'angelo forse gli suggerisce: segui l'esempio di Francesco. Troni ed edicola hanno orientamento opposto, sottolineando il distacco tra i due regni. È il momento di segnalare il ruolo della incorniciatura architettonica dipinta da Giotto in aderenza con quelle in marmo strutturali. Così facendo crea un'illusione prospettica, sfonda la scena in cui rappresenta l'evento. Anticipiamo la predica di Francesco davanti a Onorio III. Le colonne della sala interna sono quelle dipinte per riquadrare. L'effetto è di unire le campate e rendere unico il racconto e la dimensione scenica. Torniamo alla leggenda. Francesco caccia i diavoli da Arezzo. Tra una chiesa dallo slancio gotico e una città murata dalle case torre, di un cromatismo incantevole, Francesco in ginocchio prega. I diavoli pipistrellati si involano e la gente può finalmente uscire di casa, li si vede alle porte della murata, un evento da far tremar la terra, che infatti si spezza. Ma chi è il frate che minaccia con il pugno chiuso i mostriciattoli? Dai calzari e dal saio, invero poco umile, si direbbe un francescano che forse avrà chiesto aiuto al santo per scacciare la malvagità dall'inerpicata città medievale, dalle logge, dalle finestre campanili. Il 12 aprile 1213 Innocenzo III, con la bolla Quia Maior Nunc, bandisce una nuova crociata che obbliga tutti i feudatari. Ricordiamo che la crociata del 1204 si era risolta nel saccheggio cristiano di una città cristiana, Costantinopoli. Al concilio del 1215, constatata la diffusa indolenza dei nobili cavalieri, il Papa sancì una mobilitazione generale, ma destino volle che, nel trattare una pace tra Genova e Pisa, morì. Onorio III cercò di continuare l'iniziativa del predecessore. Tuttavia, Andrea II d'Ungheria, Leopoldo d'Austria e Vigo da Cipro
trattarono una tregua con al-Adil, sultano del Cairo, fratello del Saladino. I cristiani avrebbero potuto visitare Gerusalemme senza esigerne la liberazione. Ciò, tuttavia, non soddisfava Onorio. D'altronde uno scontro frontale sarebbe stato un massacro per i cristiani. Nell'agosto del 1218 al-Adil morì e al-Malik al-Kamil, ossia il re perfetto, aveva altre gatte da pelare piuttosto che liberare Damietta, che era stata nel frattempo occupata dai crociati quale base per un eventuale attacco per conquistare Gerusalemme. Nel 1219 Francesco e Pietro Cattani si imbarcarono ad Ancona diretti ad Acri, non per combattere né per conquistare. Francesco non disse mai nulla contro nessuno che non fosse fratello nel suo ordine. Dopo alcuni mesi, preso prigioniero, riuscì ad incontrare il sultano, per quante percosse ed insulti abbia patito. Francesco parlava poco e certo non l'arabo. Tuttavia si incontrarono, si confrontarono, si rispettarono. Non è improbabile, data la familiarità con fratello Foco, che Francesco si sia reso disponibile all'ordalia che il sultano rifiutò ritenendola superflua. Veniamo alla scena. Un ulema, insegnante di diritto, propone la prova del fuoco. Francesco è pronto, ma il sultano gli allunga la mano destra, quella dell'amicizia. Sufi, in turco, significa incappucciato ed erano figure di asceti, di saggi. Francesco, agli occhi del sultano, doveva apparirgli tale, un incappucciato umile. Giacomo da Vitri racconta l'incontro in forma di novella, la cosiddetta favola dei tre anelli. Il re affida ai tre figli tre anelli identici, uno ha la gemma preziosa incastonata e solo il padre sa qual è. Non gli importa chi la porta, ma la devozione che i figli avranno verso di lui. Le tre gemme sono le tre religioni monoteiste: ebraismo, cristianesimo, islam. Bello il trono, con decoro di leoni, e la copertura interna di questo e dell'altana opposta, ove il gioco di luci ed ombre anticipa il bugnato a diamante rinascimentale. L'estasi di Francesco, non fosse per gli edifici troppo colorati, ha il sapore di una miniatura medievale. Si trovava a Greccio, malato di gastroenterite, di attacchi febbrili malarici e pressoché cieco per un tracoma doloroso. Amava quell'eremo, tra i più poveri dell'ordine, e si approssimava il Natale del 1223. Avrebbe voluto celebrarlo a Betlemme, ove Gesù nacque. Impedito dal fisico, mandò a chiamare Giovanni, un laico amico, e gli chiese di preparare il primo presepe. La notte della vigilia fu gran festa nel piccolo villaggio. Arrivarono frati e gente dai paesi vicini portando ceri, fiaccole, olio per le lampade, e alla messa Francesco partecipò vestito dei paramenti sacerdotali. Lui che, per obbedienza, entrò nel clero, assunse gli ordini maggiori, ma rifiutò il sacerdozio ritenendosene indegno. Nell'affresco lo vediamo così vestito e probabilmente per rendere veritiera la rappresentazione avrà deposto un bimbo vero nella mangiatoia riscaldata da bue e asinello in formato ridotto. La chiesa è gremita, 4 frati cantano di gioia, altri sono piegati nella commozione. L'affresco è di qualità straordinaria. Il disegno è puntigliosamente preciso. Una recinzione separa il presbiterio dalla navata, che è solo intuibile oltre l'accesso, sotto la croce il legno rosso proiettato in avanti per consentire ai fedeli di vedere la sofferenza di Cristo. A destra un altare
A sinistra si intuisce un pulpito, al centro il leggio, che regge la parola del Signore. Il miracolo della sorgente è così narrato. Salendo il beato sopra un monte in groppa d'un asino e di un pover'uomo, e invocando il detto uomo che si sentiva morir di sete un poco d'acqua, ne cavò da una pietra. Francesco detestava usare qualsiasi ausilio nel suo procedere. Solo la malattia, per ultima l'idropisia che gli impediva di camminare, lo costrinse ad accettare l'ausilio di un asino, di un povero. Dobbiamo supporre che il miracolo sia avvenuto in prossimità della sua letizia. L'affresco, illuminato da sinistra, ha per protagonista il paesaggio montano e ricorda l'episodio del dono del mantello. Le figure sono disposte a scalare, in aderenza allo sviluppo della roccia. Sono statiche. Il movimento è nelle rocce, che si aprono in scaglie, fratture, fraglie, e se proprio vogliamo dirne una di troppo, gli alberelli ci paiono di troppo. Andando a Bevagna, predicò a molti uccelli, e quelli esultanti scendevano i colli, protendevano le ali, aprivano i becchi e gli toccavano la tunica. Così recita la leggenda e Giotto rappresenta. È una luminosa giornata di primavera, le gemme sono in fiore e Francesco con le mani sembra dirigere il canto. Tommaso da Celano narra che il santo allevava un pettirosso che però divenne ingordo e violento verso i più deboli della sua specie. Francesco l'allontanò. Metafora superba, destinata ai suoi fratelli. Allontanandosi da Roma, ove il popolo disprezzava il suo oratorio quale nemico di tutto ciò che è buono, Francesco, secondo Ruggero di Wendover, avrebbe annunciato che avrebbe parlato di Cristo agli animali bruti e agli uccelli dell'aria. Essi ascolteranno queste parole di salvezza e obbediranno a Dio con tutto il loro cuore. San Bonaventura narra: quando il beato Francesco pregò per la salute dell'anima del cavaliere di Celano, questi improvvisamente esalò l'anima, addormentandosi nel Signore. Salvare l'anima, renderla a Dio in piena salute, il corpo comunque tornerà alla terra. Questione di tempo. E qual è il momento perfetto per tornare al Padre? Ogni istante, se l'anima è in letizia. L'affresco sintetizza il pensiero profondo di Francesco, ma osservandolo con attenzione, Giotto ci sorprende con cose nuove. Per la prima volta in pittura sulla tavola vediamo oggetti d'uso quotidiano resi con minuziosa precisione. Francesco è sereno, rassicura con la mano. Basito è il fratello che resta con il coltello sospeso a mezz'aria. Non comprende il senso, capisce ciò che vede. Un cavaliere è morto sul colpo dopo la benedizione di Francesco. L'uomo in rosso sembra chiedere un miracolo diverso, mentre le donne si raccolgono intorno al dolore della moglie che abbraccia lo sposo con dolce afflizione. Sembra aver capito. L'11 giugno 1223 il capitolo della Porziuncola approvò, dopo lunga e travagliata elaborazione, la regola che Onorio III approvò con bolla il 29 novembre successivo. L'incontro tra Francesco ed Onorio è virtuale. La raffigurazione di una predica fatta a distanza con proposte, repliche, correzioni, aggiunte. Osserviamo la scena in una sala gotica, con volte a crociera, con le pareti coperte da una ricca stoffa lavorata simile a quella dell'incontro con Innocenzo III, i personaggi ascoltano seduti a semicerchio attorno al Papa in trono. La predica deve essere stata lunga. Uno dei fratelli ascolta seduto a terra, ma l'attenzione di Onorio resta alta, il volto teso ad ascoltare, appoggiato ad una mano, pare bloccato, ipnotizzato dalle parole di Francesco. I due consiglieri alla sua sinistra sembrano
impietriti nel loro manto. Il loro volto è rattristato, mentre il giovane a loro vicino ascolta serenamente e la sua veste scende fluidamente, modellandogli il corpo. Quel che ascolta è promessa di nuova vita per la Chiesa. Ad Arles si trovava Sant'Antonio, il francescano che riposa a Padova. Mentre predicava, gli apparve Francesco. L'evento è all'interno di una sala in prospettiva, un forte scorcio, tant'è che l'arco con la bifora a destra del santo mal si aggiusta con il resto. Si può supporre che vi sia uno spazio profondo o l'inizio di un deambulatorio. In ogni caso, i pilastri che delimitano lo spazio non reggono. Solo Antonio vede Francesco corporalmente assente e nella sua storia lo racconterà. Quel che avvenne nell'agosto 1224 sul Monte Verna si racconta senza commentare. Vi era salito con Leone per condurre a compimento quello che un tempo aveva intrapreso con semplicità e devozione. Un giorno depose su un piccolo altare nel romitorio un Vangelo. Si prostrò, pregando Dio di dargli un segno. Gli apparve un uomo in forma di serafino con 6 ali, librato su di lui, con le ali distese di piedi uniti, confitto ad una croce. 2 ali si prolungavano sopra il capo, 2 si dispiegavano per volare, 2 coprivano tutto il corpo, nelle mani e nei piedi di Francesco cominciarono a comparire gli stessi segni dei chiodi che aveva appena visto in quel misterioso uomo crocifisso. San Bonaventura non osa nominare l'uomo che appare. Certo è che Dionigi, l'Areopagita, nel De Celesti Archia, pone i serafini nel primo coro celeste, quello più vicino a Dio. Etimologicamente sono quelli che ardono, quelli che riscaldano, e il loro colore è il rosso. Ormai è sera e Francesco sente approssimarsi la fine. Nell'eremo delle celle a Cortona inizia a dettare il suo testamento, ma era a Porziuncola che desiderava chiudere i suoi giorni. Passò dinanzi a San Damiano, ma Chiara, ammalata, non poté vederlo e, arrivato a mezza costa, si volse a benedire Assisi, la città di pietra bianca e rosata. Era il tramonto del 3 ottobre, di sabato. Si fece spogliare ed adagiare al suolo. Benedisse i fratelli, recitò qualche salmo e forse ricordò le sue parole nel fioretto. Se avrò avuto pazienza e non mi sarò turbato, io ti dico che qui è la vera letizia. Il resto è silenzio. Apparirà a frate Agostino ed al vescovo di Assisi, che presenzierà all'accertamento delle stimmate in una chiesa dal cui trave pendono verso i fedeli 3 tavole, una Maestà, un crocifisso e un San Michele Arcangelo, nonché 2 stupende lampade. Le prime 2 osiamo credere sia un omaggio di Giotto al maestro Cimabue, e che lo sia stato lo attesta Dante nel canto 11° del Purgatorio con versi la cui durezza disapproviamo. Credette Cimabue nella pittura tenerlo campo, e ora ha Giotto il grido, sì che la fama di colui è scura. Nel compianto delle Clarisse vediamo finalmente Santa Chiara, canonizzata pochi mesi dopo la sua morte, nel 1253. Ma chi era Santa Chiara? Figlia di Favone, un nobile, e di Ortolana, donna devota ed energica, che andò in visita al santuario di San Michele in Gargano e poi in Palestina, e che, alla morte del marito, entrerà nell'ordine della figlia. Chiara nacque nel 1192. Tommaso da Celano la raffigura dolce, caritatevole, generosa e pia. Francesco
di 11 anni più grande, l'avrà certo vista ed ammirata, ma fu il cugino di Chiara a parlare a Francesco della vocazione monacale della cugina. Certamente Chiara e Francesco si incontrarono più volte con molta discrezione ed in presenza di amiche e fratelli. Francesco ne parlò con il vescovo Guido, che trovò il giusto stratagemma. Raccomandò a Chiara di partecipare alla processione delle Palme del 1212 e nell'occasione le porse tra le mani un ramoscello d'ulivo. Non fu facile per la potente famiglia accettare la clausura della figlia, subito seguito dalla sorella Agnese presso il monastero benedettino. Poi iniziò il cammino che si concluse nel 1253, pochi mesi prima di morire, con la bolla di Innocenzo IV che accoglieva la regola di Santa Chiara. Si comprende che il colloquio fra Chiara e Francesco non è stato concluso dalla morte, come appare nell'affresco. Lo stato di conservazione dell'affresco e della canonizzazione ci autorizza una breve divagazione letteraria. Dopo l'ultimo giro di predicazioni in Umbria e Marche, ormai a maggio, a San Damiano, Francesco mise a punto i suoi scritti, che non erano pochi. L'ufficio di amanuense era spesso svolto da frate Leone, amico da sempre. La gran parte degli scritti sono lettere, laudi e preghiere, tutte in latino. In quel soggiorno Francesco avrebbe scritto le Laudes Creaturarum, che in volgare è noto come il Cantico delle Creature o il Cantico di Frate Sole, considerata la prima opera poetica della letteratura italiana. La scena dell'apparizione a Gregorio IX, episodio anch'esso piuttosto deteriorato, è arricchita da un baldacchino sospeso da un preciso sistema di cordoni. Il soffitto a cassettoni è una novità, comunque perfettamente inquadrata nello spaccato della camera rettangolare. Francesco appare in piena giovinezza e le figure dei sorveglianti ricordano quelle del sogno di Innocenzo III. La guarigione del ferito di Ilerida è quasi una replica nell'ambientazione della scena precedente. Architetture esili, tendaggi semplificati. Non fosse per i profili precisi degli aiutanti, il delicato cromatismo degli angeli e il raffinato lenzuolo ripiegato sotto il cuscino, verrebbe da pensare all'opera di aiuti di Giotto. Nella confessione di una donna risuscitata il dubbio si rafforza. Ne approfittiamo per riportare un brano della lettera scritta da Francesco a Madonna Jacopa de Sette Soli, che a Roma probabilmente il santo confessò, e per ringraziamento ottenne, lui ed i fratelli, dei deliziosi biscotti. A Donna Jacopa, serva dell'Altissimo, se vuoi trovarmi vivo, affrettati a venire a Santa Maria degli Angeli e porta con te un panno di cilicio in cui tu possa avvolgere il mio corpo e la cera per la sepoltura. Ti prego ancora di portarmi di quei dolci che eri solita darmi quando mi trovavo malato a Roma. Delizioso finale ad un saluto drammatico. I biscotti erano una piccola gioia, una piccola letizia per Francesco. Nella liberazione dell'eretico Pietro, le bizzarrie architettoniche hanno indotto gli storici dell'arte a presumere che Giotto fosse già partito per Roma, chiamato da Bonifacio VIII. È evidente nei volti la differenza di mano. Coerente è invece il miracolo della vita di Francesco con il suo pensiero. Mai giudicò, né condannò, né minacciò uomini ed animali o altre regole riconosciute o praticate, e se un ordine minore si diffuse rapidamente da Assisi in tutta Europa, ricucendo lacerazioni dolorose tra cristiani, minaccia per l'integrità della Chiesa, il premio che il Serafino impresse su di lui sul Monte Verno sigilla la sua
esistenza quale alter Christus.